La puntata odierna di Target va in onda quando Agrigento è veramente il centro del mondo. Siamo nella settimana del mandorlo in fiore, 74esima edizione, e ad Agrigento arrivano veramente popoli da tutto il mondo per quello che è non solo il folklore delle loro terre, la tradizione che si portano dietro, ma per quel messaggio culturale che ormai dalla Valle dei Templi da 74 anni si espande in tutto il mondo. All'inizio sono stati i bambini del mondo a dare il là con un tocco in più, ovvero con quella ingenuità, con quella purezza dei bambini del mondo, e poi man mano un crescendo fino a domenica 10 di marzo con il finale, il gran finale al Tempio della Concordia. Non ci siamo fatti mancare naturalmente neanche il Carnevale, che per un periodo è stato in concomitanza, ma Target è ancora con voi. Anche in questa puntata parleremo di alcuni aspetti legati al mandorlo in fiore, ma non solo, e vi proporremo, come al solito, dei piccoli grandi spaccati della realtà quotidiana, di piccoli grandi realtà che operano nel nostro territorio e che attraverso il mezzo televisivo e Target in particolare trovano una amplificazione più vasta. Voi ci vedete sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale, ma su internet, sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, dove la trasmissione viene emanata in streaming. Praticamente il confine è il mondo, non dimenticando che poi ogni singola puntata viene caricata sul canale YouTube e quindi può essere vista e rivista quando meglio si crede. Quindi abbiamo dato questa giusta introduzione, ma passiamo subito ai dati di fatto, insomma, a presentarvi gli ospiti della puntata odierna con i quali parleremo veramente di argomenti interessanti. Iniziando dalla mia sinistra, con noi Lilli Bruna, lei è la presidente della sezione agrigentina dell'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia. Continuiamo con Paolo Cilona. Avevo difficoltà nel sottopancia, come si dice, nel senso nell'individuare subito la persona. Insomma, Paolo Cilona è un po' tutto, no? È giornalista, è scrittore, operatore culturale, una delle figure più nobili del nostro territorio. Grazie. Continuiamo con una atleta, una maratoneta per l'esattezza, fresca vincitrice della mezza maratona della Concordia, Edna Caponnetto. Ancora con noi il professore Carmelo Capraro. Lui è un poeta, è un fotografo, e queste due cose sembra che le leghi benissimo insieme, e scopriremo come e il perché. E poi parleremo anche di politica, ma nel nostro modo, insomma, in quello che Target vuol fare, ovvero nella comunicazione di fatti. Proprio recentemente ci sono state le elezioni per il segretario del PD. Lei è Eleonora Mortellare, un esponente del PD agrigentino. Buonasera. Allora, Paolo, mi tolgo subito il dente, cioè 4-5 giorni di mandorlo in fiore. Qual è la tua prima impressione? Beh, è una grande manifestazione di popolo, e fino a quando il popolo partecipa attivamente vuol dire che è una risposta importante per gli organizzatori, e Agrigento ha bisogno di essere frequentata e di essere anche al centro, come hai detto tu, dell'universo, perché effettivamente la sagra porta qui grandi gruppi. Perché cosa? Per accendere il triplo dell'amicizia, e questo vale molto di più di ogni altra proposta. Tu ne hai accesi tanti di tripoli dell'amicizia. Recentemente con la gestione del Parco Valle dei Templi si è dato anche, diciamo, un'impronta più marcata dei gruppi e delle altre manifestazioni anche collaterali per quanto riguarda il patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi diciamo un valore aggiunto? Penso di sì, perché la Valle dei Templi è il fiore all'occhiello del nostro territorio. Della valle ne hanno parlato
grandi scrittori, grandi viaggiatori, grandi personaggi e hanno lasciato una traccia del loro pensiero nei confronti di Agragas, di Agrigentum, di Kerkendi, Girgenti per ritornare ad Agrigento. Questa è una delle più belle località che merita ogni nostra attenzione. L'unico handicap purtroppo è quello di non trovare proprio una struttura aeroportuale per consentire Agrigento collegata con il mondo. Essere più vicina, certo. Di molti aspetti della sagra, un po' della storia, forse anche di alcuni aspetti un po' sconosciuti ai più, tu ne hai fatto un libro, ne parleremo dopo sì, naturalmente, e magari ci svelerai prima che arrivi in stampa qualche aneddoto, qualche piccolo segreto che hai inserito. Il Mandorlo in Fiore da qualche anno è anche sport e maratona in particolare, insomma una delle esponenti, e poi la vincitrice di quest'anno, Edna Caponnetto. Brevemente, è stata difficile, è stata dura? O quando si vince poi passa tutto? No, vabbè, passa tutto, però il percorso era abbastanza duro, abbastanza tecnico, perché c'era una salita abbastanza difficile, però poi dopo la salita c'è anche la discesa. Vabbè, insomma, uno degli organizzatori, Calamita, proprio ci aveva spiegato che il fascino di correre nella Valle dei Templi, nella Via Sacra, poi magari un po' insomma, ti aiuta anche nelle gambe. Sì, sì, quello è molto affascinante, correre attraverso i templi nella Via Sacra, un po' ti lascia respirare, insomma. Bene, parleremo di questa avventura, ma anche di altre esperienze e poi anche di numeri importanti che Edna nel corso della sua carriera ha fatto e sta facendo. Lilli Bruna invece inizia da qualche giorno, da qualche mese, non so esattamente, sì, questa sua avventura come presidente dell'UNICEF. Sì, è una grande avventura perché in effetti la mia predecessore, che era Elena Bianchetta, la professoressa Elena Bianchetta, ha ceduto le armi per limiti d'età, perché giustamente ma anche un avvicendamento poi, normale. Esatto, insomma, certo. E quindi mi ha dato questo compito gravoso, ma speriamo di portarlo, non a termine, ma averlo con buoni risultati. Con buoni risultati. E anche l'UNICEF è un po' parte integrante del Mandorlo, vi abbiamo visto insieme ai bambini del mondo. Il giorno 3 c'è stata la grande festa dei bambini del mondo, dove hanno ballato tutti i gruppi intervenuti, bellissimi, devo dire, veramente, con abiti stupendi. E noi abbiamo regalato la pigotta proprio vestita, la faccio vedere, vestita siciliana. Quella è la telecamera. Sì, vestita siciliana. La pigotta, per chi non lo sapesse, è il simbolo dell'UNICEF. Ecco, è il si dà un kit dell'UNICEF. È in pratica una bambola di pezza, è una bambola di pezza dove viene realizzata con materiali di riciclo. Bene, ne parleremo più a fondo. Benissimo. Anche perché ha un significato particolare la pigotta data ai bambini del mondo. Allora, Carmelo Caparo, ho abbinato bene fotografo e poeta? Cioè, cos'è? Prima fai la fotografia e poi realizzi la foto, o dalla foto ne viene fuori anche lo stimolo per realizzare una fotografia? Io direi tutte e due le cose, perché come è stato già detto insegno beni culturali, archeologia. Beni culturali è sinonimo anche di conservazione dei beni culturali. In questa parola c'è racchiusa il far fruire agli altri la bellezza, quella bellezza che ci appartiene, che magari può passare inosservata ai tanti. Allora noi cosa possiamo fare se non dare un piccolo contributo con il nostro dono, con ciò che sappiamo fare meglio o che riusciamo, sperando di arrivare al cuore degli altri. Subito una domanda tra bocchetto, più poeta o più fotografo?
O 50-50? 50-50. Bene, avremmo modo anche di constatarlo, perché sì, vogliamo vedere sia le foto sia anche sentire le poesie, molte di queste premiate insomma in prestigiosi concorsi. Qui ne ho portata una, la vincitrice dell'ultima, premiata giorno 27, La luna sul borgo. Ne parliamo dopo perché sì, la voglio sentire per intero. Conosciamo anche Eleonora Mortellaro, dicevamo impegnata come tantissimi altri nelle recenti elezioni per il segretario del PD. Com'è andata? È andata bene, a Gazebo, tanto ad Agrigento quanto nelle altre città della provincia, ma anche in tutta Italia. Numerosi sono stati i cittadini tesserati, ma anche non tesserati, che sono venuti ad esprimere... Hanno voluto scegliere, insomma, sì, personalmente. Sì, sono venuti a scegliere personalmente il segretario del partito. È un po' di rinnovamento il PD, insomma, non vogliamo sì, fare politica, però non è che navigava in buone acque. No, insomma. Assolutamente no. Negli ultimi tempi il partito non ha vissuto momenti splendidi, però la presenza di tutti questi tesserati, elettori storici ai nostri gazebo ci ha fatto comprendere che la strada percorsa è una strada positiva. Eleonora Mortellaro è stata nella lista vincente, dal punto di vista personale, come sono andate le elezioni? Sono andate bene, io sono stata inserita in una delle due liste che appunto ad Agrigento supportavano il candidato Zingaretti alla segreteria. Sì, due liste, Piazza Grande Europa ed Piazza Grande Sicilia. Io ero tra la seconda dei candidati in Piazza Grande Europa. Il nostro capolista Gianni Picone ha avuto chiaramente un ottimo risultato, è un amministratore locale. Poi vorrei sapere anche che cosa ti ha spinto insomma a partecipare, me lo dici dopo, così abbiamo già inquadrato insomma abbiamo già inquadrato i nostri ospiti e ritornerei subito con Paolo Cilona nello spiegarci insomma quale sarà la linea che unisce questo tuo libro di prossima stampa. Innanzitutto viene presentato nell'ambito della festa del mandorlo ed è attinente al tema, anche perché il libro parla della storia del mandorlo, perché nasce nella Valparaíso di Naro, è una distesa di ulivi e di mandorle e cominciò nel 1937. Le prime due edizioni si svolsero proprio a Naro, poi la terza ad Agrigento, poi fu completamente chiusa per gli eventi bellici e ricominciò nel 1947. In questi 73 anni ci sono stati fatti aneddoti, piccole storie che io da buon osservatore ho messo sulla carta ed esce un libro, fatti veramente sereni direi, ma che hanno una loro importanza perché le considero delle chicche. Ma sono tutti fatti positivi o c'è pure qualcosa che... Vabbè, fanno parte della storia della sagra, anche dei costumi. Racconto ad esempio un particolare di un giovane, perché allora per fare l'accompagnatore dei gruppi si facevano raccomandare politicamente e venivano assegnati i gruppi secondo la loro convenienza. C'era il manuale Cencelli per gli accompagnatori in relazione al partito. Erano sempre così e questo giovane, dopo aver fatto l'esperienza con i gruppi occidentali, la Francia, con le maggiorette olandesi, poi cominciò a sognare le dandatrici del ventre, cioè cercando di avere il gruppo iracheno. E allora lui sognava in modo di fare una parte da leone come il giovane agrigentino Viver,
Poi alla fine si scoprì che il gruppo iracheno era composto da tutti maschi e la delusione questo lo descrive nel libro. E la delusione fu notevole. Oppure quella ad esempio del mecenate il barone Agnello, che offrì a tutti i componenti dei gruppi folcloristici al Rina, che era allora un ritrovo di domenica, si andava lì per consumare, offrì a tutti i componenti il vino, aprì le botte e quindi ognuno poteva bere quando ne voleva. E poi alla fine si scoprì che c'erano 300 componenti dei gruppi, tutti distesi, ubriachi, che non potevano più riprendere le pullman. Quindi, tu per un certo periodo sei stato, diciamo, l'organizzatore, ecco, per parte sì, come presidente dell'azienda Soggiorno, non solo spettatore ma parte attiva. Ecco. Ma poi racconto una cosa bellissima, perché la sagra, non ora, ma la sagra delle vecchie edizioni era l'opportunità, l'occasione per i giovani agrigentini e anche per le ragazze agrigentine di trovare l'amore nel quadro della rassegna del Festival del Folklore, perché c'era l'amore straniero. Sì, ci sono agrigentini che hanno sposato ragazze straniere tramite il mandorlo in fiore, tramite la sagra del mandorlo, e perché una potesse sposare il suo agrigentino sono intervenuti il Presidente della Repubblica Giovanni Gronghi e il Maresciallo Tito, guarda un po', ai livelli altissimi, perché poi finalmente questi due giovani si sono regolarmente sposati. Un intervento diplomatico, allora. Diplomatico, senza il quale intervento non era possibile. Bene, mi farebbe poi piacere leggerlo e sentirlo tutto. Mi illustrerai con più dovizia di particolari anche altre cose, perché sentire di queste cose e poi sentire della storia, no? Di quello che è stato il nostro Ma volevo raccontarti, tu che sei di Favara, ti racconto un particolare di Favara. Negli anni 50 c'erano i carri, sì, no? C'erano i carri allegorici, diciamo così, e c'è stato uno che aveva ideato una bella colonna dorica alta 20 metri. Questa colonna, con l'altezza poi del carro, che era poi un camion, arrivò ad un'altezza tale che poi non poteva attraversare la strada perché c'erano i fili della luce elettrica. E a quel punto qual era la soluzione da fare? Togliere il filo? No, perché non era possibile, hanno tagliato la colonna. Bene, grazie Paolo di questi ricordi. E andiamo veloci allora, andiamo di corsa, di passo. Che passo ha un maratoneta, Edna? Dipende. In gara, un passo in gara, il tuo passo in gara per esempio, no? 4, 5. Che vuol dire? Al minuto fai 4 chilometri? In un chilometro fai 4 minuti, 4 minuti e 05. Cioè, diciamo che ormai da diversi anni c'è una diffusa voglia di correre, ecco, non dal punto di vista magari così sportivo agonistico, ma anche amatoriale, però una non si può improvvisare maratoneta, insomma, ci vuole un percorso di preparazione. C'è un bel lavoro dietro, almeno per quanto riguarda me c'è molto lavoro, ogni giorno, quasi tutti i giorni scendo a San Leone e corro, però questo non significa che le persone, diciamo, tra virgolette normali. Certo, invece di impiegarci un'ora e mezza ci possono avere 3 ore, però piano. L'importante è iniziare, io dico sempre, l'importante è iniziare e non rimanere fermo sul divano. Tu hai vinto proprio la mezza maratona della Concordia, il tempo com'è stato? Tempo cronometrico, certo? Cronometrico, no, ottimo, per come, diciamo... Un'ora? Un'ora e 27 e 30. A livello, diciamo, della tua categoria com'è? Come una donna, diciamo, per essere, diciamo, un amatore, perché non so... La tua categoria è una F45, no? F45. Che vuol dire una F sta per femmina, 45 superiore ai 45 anni d'età. Sì. Perché sottolineo il fatto che non sono professionista, sono una mamma di famiglia che ama correre da quando aveva 6 anni.
dico, tutti possono iniziare, iniziando camminando, un po' correndo. Io invoglio sempre tutti a correre. Prima di iniziare la mezza maratona della Concordia, qual è stato il tuo format che ti sei già fissato in testa? No? Devo partire così, devo continuare in questo modo? C'è già, diciamo, una scelta, una strategia? Intanto questa volta era soprattutto quello di andare via dalla folla, diciamo, iniziale, certo, dalla calca iniziale, oltre 1500 persone. Sì. Perché insomma il lungomare è quello che è, quindi con tutta la buona volontà bisognava andare oltre e poi andare sempre più piano piano, gradualmente, andare più veloce. Per chi non la conoscesse, insomma, per inquadrare bene Edna Caponnetto, diciamo che le sue prestazioni, i suoi tempi la pongono tra le prime 11 della F45 in Italia e tra le prime 80 in assoluto delle donne, insomma. Sì, una bella soddisfazione. Sì, dai. Abbastanza. Un breve consiglio per chi volesse, insomma, così cimentarsi, cosa... come ho appena detto, intanto bisogna... Forse il fai da te non è consigliato, no? Ovviamente andare prima dal proprio medico, fare gli accertamenti, tutto, però l'importante è iniziare una camminata veloce e poi piano piano magari iniziare a correre. Certo, ovviamente bisogna abbinare la corsa, il movimento a una dieta, una sana dieta. Sì, perché io fino a 2 anni fa avevo 8 kg in più. Beata tu che ne avevi solo 8, dico, no, niente, lasciamo stare questo tasto. Paola, ti sei mai cimentato con lo sport? Come no, sono stato anche campione dei 1500 metri campestre, quindi per me lo sport... molto tempo fa, e a volte la domenica la utilizzavo correndo ad Aragona, che facevano il trofeo, oppure a Canecatti non davano soldi ma davano soltanto calzi, camicie e via di seguito, e io li vincevo quasi sempre. Lilli Bruna? Sì, l'ho fatto, però... Parliamo sempre al passato? Sempre al passato, quando ero ragazzina, nelle scuole medie, poi prime superiori, sempre per la corsa. La corsa mi piaceva, lo salto. Adesso dico una bella passeggiatina? Adesso sì, ma da un po' di tempo in qua. Carmelo, con lo sport come siamo? Mountain bike invece è la mia preferita, sì, perché mi dà senso forza, di libertà, no? sì, mi fa stare in mezzo alla natura, amare appunto... Mountain bike vuol dire anche terreno tortuoso, insomma, delle trazzere, in mezzo alla campagna. Un po' tutto, sì, è appunto per stare a contatto con la mia natura, con la Valle dei Templi, e sempre lì ritorniamo. E invece Leonora? Il microfono. Scusate, sì, negli anni della scuola superiore... Atlete lo siamo stati tutti, ecco. Correvo anch'io, e fino a qualche anno fa uscivo in bici. Ora mi dedico solo ed esclusivamente al Pilates, e quindi una ginnastica che impegna, ma definita una ginnastica dolce. L'importante è muoversi, l'importante è muoversi. Il master stretch. E dato che c'è il microfono, allora parliamo un po', insomma, del perché di questo impegno in politica, perché una si vuole spendere in politica, che partecipa a delle elezioni seppur interne al partito, vuol dire, insomma, che si vuole impegnare, no? Sì, indubbiamente. Diciamo che il mio impegno è stato casuale. Mi hanno invitata ad partecipare ad un incontro, e poi da lì ho capito che potevo spendermi per il territorio, e quindi giorno dopo giorno negli ultimi 2 anni sono cresciuta, e per quanto riguarda invece le primarie mi sono trovata coinvolta
così casualmente, senza chiederlo. L'attuale PD, che una volta era partito comunista, mi raccontava mio papà, faceva una vera e propria scuola, Paolo Girolamo, ti ricordi? Sì, una vera e propria scuola di partito. C'è ancora? No, non credo che c'è ancora. Però sì, si punterà alla formazione, è necessaria comunque la formazione. L'altro giorno leggevo su Facebook, uno dice per diventare bidello ha bisogno di una scuola, di un diploma, per diventare ministro non c'è bisogno di niente, insomma ci vorrebbe veramente una scuola di partito o di politica. Sì, ma il ministro diventa... ci sono delle scuole di politica. Io ne conosco una, è la scuola che da qualche anno è stata creata da Letta. Sono dei ragazzi che ogni anno vengono selezionati, un centinaio se non ricordo male, vengono selezionati e hanno la possibilità di formarsi, ma sono dei ragazzi sotto i 35-36 anni, ora non ricordo questo limite di età, che però già operano nei territori come amministratori, quindi è una scuola un po', diciamo, un secondo livello, ecco. Certo, bisogna sicuramente conoscere quelli che sono anche i meccanismi che ti portano ad amministrare una comunità. Si trova a Roma e consente loro anche di andare a Bruxelles e quindi fare degli incontri fuori dal nostro paese, quindi esistono ancora queste scuole che formano giovani a diventare la classe dirigente. Senza volerti fare un po' di campagna elettorale, ma il tuo impegno sarà solo all'interno del partito o si potrebbe trasformare, non lo so, nelle prossime elezioni? Vediamo. Questo sinceramente non posso dirlo, sinceramente. Poi se mi verrà chiesto Paolo valuterò. Perché Paolo? No, anche perché Eleonora la conosci bene? Come no? È sostenuta da me perché è impegnata in politica ed è molto attenta, sottoscrive certi impegni ed è una risorsa per il PD, quindi questa risorsa può essere utilizzata per le future elezioni amministrative. Tu non l'hai voluto dire, Paolo, già è andato al sodo. Amministrative, perché effettivamente per il PD è veramente un'opportunità. Io le auguro un gran bene perché è tosta in quanto segue una sola linea, è capace e noi dobbiamo dare spazio a questi giovani. Ti ha fatto da sponsor Paolo Girolamo. Io lo ringrazio sempre, per la verità mi sprona ad andare avanti, io mi metto al servizio comunque del partito. Certo. Naturalmente è una cosa che ti piace, altrimenti altrimenti se non ci fosse la passione Vorrei ritornare al professore Carmelo Crapara, perché mi ha un po' incuriosito questo discorso del poeta, del fotografo, del territorio, dell'amore per la natura. Insomma, per chi non ti conosce, ti vuoi inquadrare un po', insomma, in poche parole, ecco, qual è il tuo personaggio? Ecco. Sì, sono un conservatore dei beni culturali e ambientali. Questo mi ha dato la possibilità di studiare la storia, l'archeologia, l'architettura, tutte queste materie che ci danno la possibilità di apprezzare maggiormente la bellezza che ci circonda. E qui nella nostra città, nella Valle dei Templi, possiamo dire tantissimo. Ne possiamo esportare con le nostre basi. Solo quella. Appunto, la poesia, la fotografia non sono altro che un'estensione io le considero un'estensione dei miei studi, e al di là della semiotica, di scrivere con le parole o di scrivere con la luce, io vado oltre poi, per me è esprimersi, non scrivere più che altro. È un sentire, perché sentire questa bellezza e sentire queste emozioni per me è importante, e riuscire a trasmetterli attraverso poi
la scrittura o la fotografia è come raggiungere il cuore degli altri, ed è il nostro piccolo contributo. Ora hanno premiato quest'ultima poesia, ne avevano premiate altre, però cosa c'è dietro a questo premio? Innanzitutto La luna sul borgo si ispira alla famosa poesia di Pirandello inserita nella raccolta Zampogna del 1901, lo sappiamo tutti. Però noi dobbiamo pensare, dobbiamo andare anche oltre ciò. La possibilità che ci dà questo concorso è di sentire ancora la bellezza incontaminata della Valle dei Templi, che non è solo Gemento, Agrigento, tutte le cose che si vogliono dire, ma ancora noi possiamo vivere così come scriveva Pirandello nelle sue poesie, possiamo vivere quella bellezza, sentirla, portarla ancora con le nostre parole come contributo, messaggio agli altri, che da qui, come diceva giustamente lei, si può espandere oltre la Sicilia, nell'Italia, nel mondo, un po' come succede con la festa del Mandorlo. Se ognuno di noi con il suo piccolo contributo dà qualcosa, questa bellezza sensibilizzerà la collettività, migliorerà un po' chi ci sta vicino. Che bello questo pensiero positivo. Target da oltre 10 anni dice che noi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Io ci credo, non so, al di là della fotografia, della scrittura, nelle mie lezioni agli allievi io trasmetto sempre questo messaggio profondo, perché possiamo parlare della nostra valle, dell'antica Akragas, di architettura greca, notizie storiche, però poi quello che resta nel profondo è questo messaggio di continuare ad amare l'arte, perché nella conservazione uno dei principi fondamentali che io porto sempre avanti con fervore è quello che si ama ciò che si protegge, e conservazione, beni culturali significa proprio questo, sensibilizzare gli altri affinché si educhino su questa strada di amare ciò che loro vivono ogni giorno, capirlo, studiarlo e cercare di trasmetterlo, comunicarlo agli altri. Questo è uno dei principi della mia materia. Comunichiamo subito allora La luna sul borgo del 2018. Ma io volevo aggiungere una cosa semplice. Tu puoi, perché... No, per carità. Carmelo ha fatto dei servizi fotografici per dei miei libri e giravamo la provincia alla ricerca dei monumenti ai caduti per il centenario della prima guerra mondiale. E improvvisamente non era più vicino a me. Lui con la sua macchina andava a trovare degli angoli, che dico, a Santa Margherita Belice il Palazzo del Gattopardo, oppure ad esempio a Montevago andò a trovare un monumento a Bolivar, cosa che era poi il grandissimo condottiero sudamericano. Cioè lui ama il paesaggio, ama i monumenti, perché è così, ha una propensione diretta, quindi fa bene ad amare la bellezza, soprattutto a trasmetterla, e a trasmetterla poi attraverso anche le immagini fotografiche. Bene, allora abbiamo abbinato anche qui a Target la poesia con le immagini. Prego Piero allora di essere pronto, possiamo iniziare. La luna sul borgo, Carmelo Craparo. La mia luna. C'è tanta pace nel cielo notturno. La luna col suo sguardo muto canta all'infinito. Illumina le pietre antiche nei chiaroscuri della Valle dei Templi. Segue il mio cuore guardando le stelle. Un sentiero senza tempo mi porta lontano. Nuvole bianche, frastagliate come mappe geografiche, appaiono nel blu della notte, per viaggiare nella storia, nella bellezza, nell'eternità. C'è un vento leggero che accarezza le foglie, e la musica degli aedi antichi, la poesia della nostra terra, sulle note notturne dell'anima. Un paradiso dove angeli incantati, giganti feriti, uomini e donne contemplano Dio. Battiti d'ali, versi di uccelli notturni rompono il silenzio all'improvviso, perdendosi tra i rami dei mandorli e degli ulivi saraceni. Nella bellezza del plenilunio, tra le rovine greche, cerco la pace, cerco me stesso, cerco te, perché fai parte di questo sogno e vorrei scoprire se potrò mai amarti, perché sei tu la mia luce, la mia luna. Bravo!
Eccellenti rime, ma anche soprattutto anche degli scatti proprio appropriati, sono tutti tuoi, giusto? Quindi diciamo, Sì. abbiamo la liberatoria nel Sì. trasmetterli, Sì. tranquilli, tranquilli. Bene, Senz'altro. ritorniamo all'Unicef. Vogliamo un po' parlare insomma della sezione agrigentina, come siete composti, quali sono le cose che fate, le riunioni, le programmazioni, ecco, Allora, comunichiamolo a chi ci ascolta. Comunichiamolo a tutta Agrigento e provincia, perché faccio parte della provincia di Agrigento. L'Unicef in pratica è un'organizzazione mondiale che mira alla tutela e ai diritti dei bambini, sia nel campo sanitario, sociale e anche nell'immigrazione, cosa che noi oggi la viviamo giornalmente. Noi in pratica come comitato provinciale cosa facciamo? Dunque divulghiamo intanto queste nostre idee ai volontari, perché abbiamo un gruppo di volontarie e volontari che vengono, come dire, indottrinati, insomma, ecco, sì, istradati, proprio per divulgare questa forma di diritto per i bambini. Cosa facciamo? In pratica questo diritto internazionale, che è l'Unicef, viene da New York, poi arriva a Roma, perché c'è questa sezione di Roma che è proprio aggregata, e da Roma poi diffondono in tutte le regioni e poi nella provincia i vari progetti che loro emanano. Progetti che sono sempre per dare la possibilità ai volontari e a coloro che si avvicinano a questa organizzazione, perché per dare in pratica quello che questi progetti vengono poi divulgati nelle scuole, con i sindaci, con tutte e anche in alcune manifestazioni, come questa del Mandorlo in Fiore. È stata bellissima, come diceva all'inizio, per quanto riguarda questa unione con i bambini del mondo. Da qualche anno infatti la Pigotta assume un valore particolare, è stata vestita da bambina siciliana per ricordare anche un'altra bambina che purtroppo non c'è più. E che proprio la mamma mi ha chiesto che vuole realizzata la Pigotta, che la vuole per sé. L'abbiamo regalata alla bambina più piccola dei bambini del mondo. Che ha vinto, credo, l'Ucraina, che ha vinto il festival. No, l'Ucraina non ha vinto il festival, però, insomma, però la bambina più ha piccola, avuto questa special questo simbolo. Guardate che bella questa allora, Pigotta. come viene realizzata? Come si fa ad averla? Esatto, intanto diciamo l'Unione Mondiale manda soltanto la sagoma della Pigotta, che sarebbe una stoffa, la sagoma della stoffa. Poi attraverso i volontari, perché ne abbiamo tantissimi, realizzano i vestitini, i merlettini, i capelli fatti con la lana, tutto quello che comporta un vestito. Quindi praticamente le milioni di Pigotte sono uniche. Uniche, non c'è una Pigotta uguale dall'altra, perché anche con il viso, ognuno si identifica con il proprio viso, quindi anche con i propri capelli. Mette in mostra la personalità della persona che la realizza. Il kit naturalmente va a contribuire a quello che è la raccolta fondi. Esatto, la raccolta fondi. Questa è un'altra bambolina che hanno creato i ragazzi di Favara. Sembra perché quest'anno è un angioletto, proprio ecco, con le ali, proprio un angioletto fatto benissimo. Bene. Quindi diciamo dal kit grezzo poi ognuno può realizzare quello. E poi è bello perché è una bambolina morbida che i bambini possono toccare, possono maneggiare, se la possono mettere addosso senza che fa nessuno. E poi il simbolo dell'Unicef. E a proposito di bambini del mondo, abbiamo abbiamo asportato insomma, da un contesto un po' più generale quello che è stato un momento particolare di lunedì sera per quanto riguarda il Gran Galà dei Bambini del Mondo, in omaggio a Claudio Crescenzio, che è stato il fondatore assieme a Giovanni Di Maida dei Bambini del Mondo, con la premiazione di questo trofeo che è andato ai ragazzi della Germania, bambini della Germania, non tanto per
quello che può essere il valore del loro folklore, cioè di essere precisi, sincronizzati, ma per quello che sono riusciti a trasmettere proprio come ballo, come cultura e come simbiosi anche con quelle che sono le idee che trasmettono i bambini del mondo. Pregherei Piero in regia di mandare in onda proprio il filmato dei bambini del mondo ieri al Museo Griffo. Bene, questo era uno spaccato di quello che è successo per quanto riguarda i bambini del mondo, premio Claudio Crescenzo al gruppo della Germania. E ritorniamo a correre in velocità. Nel corso della tua lunga e brillante carriera, Edna, quali sono secondo te, insomma, 2 o 3 belle stellette che puoi raccontarci e trasmetterci? Quella più importante è la stagione del 2018, che è terminata con il mio personale a Catania, la mezza maratona di Catania con 1 ora e 26 e poi il terzo posto, mi ricordo il terzo o quarto posto alla maratona di Milano lo scorso aprile con 3 ore e 06. Quindi non solo mezza ma maratona intera, vuol dire 42 km fischia, insomma. Sì. A me piacciono tutte e due le gare, però la maratona è più affascinante, è più impegnativa perché sono 42 km e basta, però mi piace di più. Non vorrei dire una carabelleria, ma questa maglia arancione mi sembra che sia GS Valle dei Templi, sto dicendo qualcosa, no, non vorrei magari creare qualche incidente diplomatico. No? Sì, è il gruppo Valle dei Templi, è la squadra a cui appartengo, con il dottore Calamita, l'architetto Inguanta, Mario Palumbo, insomma. Peppe Sorci, amico mio, glielo devo... Sì, ci sono molti ragazzi di Favara, un bel gruppo di Palma Montechiaro, oltre ai ragazzi di Agrigento.
La prossima domenica molti andranno alla Roma Ostia. Cos'è, una maratona o mezza maratona? Una mezza maratona. Sì, Anche se Calamita l'altro giorno diceva che con le maratone, con le mezze maratone, non è che si può fare sempre un rapporto per il tempo, no? Perché la tipologia della strada è diversa, sì. il percorso può essere più o meno ondulato. Sì, intanto sono due cose completamente differenti, sia come passo, andatura, poi ogni maratona hanno i propri percorsi, può essere il percorso più o meno ondulato, più o meno... Ma è vero che dopo la maratona vi mangiate 2 kg di pasta? Sì, si ha molta fame, dopo la maratona si ha molta fame. Si ha molta fame. In termini di chili si perde già all'istante o in progressione, diciamo? Si consuma molto? No? Si consuma molto. 2 ore e mezzo, 3 ore di correre? Sì, vabbè, si consuma molto, però ovviamente per correre 42 km bisogna anche avere il carburante, no? mettere il carburante. Ovviamente tutto controllato, io dico chiunque volesse provare può provare, però sotto stretto controllo. Certo, una cosa è la medico. passeggiata, una cosa poi lo stress agonistico è un'altra cosa. Sì. Io ripeto, ero 8 kg in più, ma sono andata da un nutrizionista che mi ha dato la dieta, mi ha seguito, quindi non tutti i fai da te non valgono. Li sconsiglio. E beh, anch'io insomma qualche anta fa, Paolo, mi cimentavo a correre. Fatti dare l'indirizzo di questo. No, gli potrei dare qualche chilo, magari ci pensa lei a smaltirlo. Ritorniamo al tuo mandorlo, alla tua sagra, Paolo Cilona. Hai raccontato all'inizio degli aneddoti, dei risvolti particolari, ma tra i tantissimi gruppi che sono arrivati qui ad Agrigento, c'è qualcuno che ti è rimasto un po' impresso per il valore, oppure magari per quel momento storico particolare? Beh, ci sono state stagioni, o meglio edizioni, che hanno lasciato un segno, quando ad esempio sono stati qua sia il gruppo israeliano sia il gruppo palestinese. Insieme, sì. E quindi c'è stato un elemento anche unificante, cioè la Sagra ha avuto questo grande merito di avvicinare proprio i giovani, perché i giovani pensano molto di più degli anziani, per cui l'incontro dei giovani attorno allo spirito della pace e della concordia vale molto di più di qualche altro elemento. Prima era sagra, poi era festa, adesso è soltanto mandorlo. Vabbè, mi sembra cambiata, perché prima iniziò, la sua storia si chiamava Festa del Mandorlo Fiorito, non era Sagra del Mandorlo. Poi passò Sagra del Mandorlo, poi ebbe il sopravvento il Festival del Folklore, perché la sagra era l'esplosione della bellezza della natura, cioè perché nasceva questo grande incontro di giovani? Perché era l'incontro del tempo. Agrigento ha una cosa che altri non hanno, cioè una primavera precoce. E allora se c'è una primavera precoce, c'è pure Agrigento con i suoi monumenti. Bisogna unire mitologia e ambiente. Ma il nome si è cambiato, poi adesso si è tolto tutto ed è rimasto solo Mandorlo in Fiore, va bene così? Perché ognuno che è al centro della sagra, che dirige, deve cambiare qualcosa. Ad esempio, c'erano prima i cortei storici, sì, che avevano avuto un grande merito, perché il corteo storico che appartiene ai comuni del nord, perché solo i comuni del nord avevano i cortei storici rappresentati dalle autorità cittadine, che venivano ad Agrigento in modo numeroso e quindi spendevano, perché erano fatti da impiegati, professionisti, venivano da Legnano, venivano anche da altre località del nord ad esporre i cortei
della loro bellezza. Vabbè, ma è come in politica, no? E allora chi viene eletto cambia sempre la sua impronta. Un presidente ha eliminato i cortei storici, un altro presidente ha tolto un altro avvenimento, poi c'è stato un altro che ha aggiunto, quindi la Sagra vive anche, tu devi pensare... È in movimento, però dobbiamo dire che è in movimento e va bene uguale. Il libro parla anche di una chicca, cioè una Sagra si è trovata con 2 presidenti, perché da lunedì a mercoledì c'era il presidente Ettore Bobbio, poiché era scaduto l'assessore al turismo, che era di un altro partito, ha fatto il decreto immediato, per cui da giovedì in corso d'opera, cioè mentre la Sagra era nel suo curso, non c'era più, e quindi ci sono stati conflitti politici con il tentativo di una crisi di governo regionale, che io lo racconto in modo tranquillo, eccetera. Ora cosa voglio dire? Sì. Tutte queste chicche, che sono 31 racconti, sono raccolti in questo libro Microstorie all'ombra del mandorlo. Sarà presentato Giorno delle Donne e farò omaggio a tutti i presenti che verranno al Palacongressi. Mi metterò la gonna? Alle 17, no, tutti i presenti, vabbè. Donne e nonne, avranno una copia del libro e sarà una serata straordinaria. Sarà bello sicuramente leggerlo e apprendere questi risvolti che non tutti conoscono. Allora, carissima esponente del Partito Democratico, quale sarà adesso il tuo percorso da qui in avanti? No, abbiamo detto che sei stata eletta come delegata, quindi diciamo che adesso inizia un impegno un po' più forte, no? Sì, indubbiamente. Il 17 di questo mese si terrà l'Assemblea Nazionale a Roma e in quell'occasione sarà formalizzata l'elezione di Zingaretti. Di conseguenza Zingaretti inizierà il suo percorso che si tradurrà nella nomina degli esponenti che faranno parte della direzione nazionale, ma anche la formazione della segreteria e poi anche degli altri organismi del Qui ad Agrigento come siamo? Commissariati? C'è il segretario, quello attuale, insomma, sì, Peppe Zambuto è ancora Sì, cioè, in attesa di nuove elezioni. In attesa allora. di nuove elezioni. Beh, come dicevamo all'inizio, un PD che ha bisogno un po' una verve in più, un rinnovarsi. Ci credete che Zingaretti possa fare qualcosa in più? Indubbiamente sì. Dei 3 candidati è apparso evidente che fosse la figura più idonea in questo percorso di cambiamento e per il programma, ma anche per le caratteristiche dell'uomo politico. È stato definito l'ultimo di Botteghe Oscure, l'ultimo di una stirpe, però è un uomo politico molto particolare, un uomo tattico che non ha mai dato colpi di testa, totalmente diverso caratterialmente da chi lo ha preceduto e quindi più portato magari a favorire una coesione, unità all'interno del partito che deve andare a modificare anche nella forma. È un po' più di sinistra o un po' più di centro? Più di sinistra, quindi sì. il Anche partito... se Paolo non ci sono più compagni di una volta, Beh, è cambiata la avanti un gran partito. È cambiata la politica, generale, sì. Quindi io mi auguro che Zingaretti possa aprire maggiori spazi per rendere il centro-sinistra più attuale, più forte per controbattere il centro-destra. Quindi questa è l'aspirazione e il desiderio di chi appartiene. Ma tu già dai per finito il connubio verde-giallo, quando prima ci sarà una separazione, non consensuale, ma di una rottura. Ho capito, va bene, lasciamo andare avanti gli eventi. Professore Caparo, allora abbiamo parlato di questa luna sul borgo, della fotografia del territorio.
Ma abbiamo visto anche diversi scatti. Come nasce insomma la fotografia? Forse adesso magari con le tecnologie digitali è un po' più facile, no? Sì, Prima bisognava stare più attenti, c'era il rullino, sì. non bisognava consumare tanta pellicola. Oggi la tecnologia ci aiuta un po', no? Sì, oggi la tecnologia ci aiuta, però secondo me quello che poi prevale, che vince sempre, è il cuore, è l'obiettivo del cuore, perché non è l'occhio deve sempre guardare. Non è solo l'occhio a dover inquadrare, è il nostro, dico l'obiettivo del cuore perché sta al nostro sentire. Perché prima una fotografia prima si sente e poi si scatta, l'ho detto Fabrizio Guerra, però noi questo lo dobbiamo sperimentare, lo dobbiamo vivere, quindi non è che io faccio la fotografia così come la possiamo fare tutti, però sta al nostro cuore, alla nostra sensibilità fare quella composizione, creare quella narrazione e poi soprattutto sentire quell'emozione per cercare sempre di trasmetterla. E io ho fatto anche diverse mostre ultimamente, le ho portate stampate anche nei paesi qui vicino, ho avuto una bella risposta, sono contento e questo per me è un incoraggiamento, un continuare ad entusiasmarmi e portare questo messaggio. E invece la poesia come si formata? La poesia perché verso dopo verso, parola dopo parola? Allora, io faccio anche critica d'arte. Come si può fare critica d'arte senza utilizzare dei versi poetici? Come si ci può far capire dagli altri? Non solo con le conoscenze, citando grandi autori, perché se noi guardiamo una fotografia come stiamo facendo adesso, io la leggo quella fotografia, cioè cosa ho sentito, quando io la porto a casa, la scarico al portatile, quella fotografia a me istantaneamente mi dice delle cose, mi parla e così io spero possa parlare agli altri. Allora sulla base di questo io aggiungo le mie parole e così nasce il verso per me, ma non solo così, perché poi come avete sentito nella poesia c'è anche il sentimento per una ragazza, per una donna, si uniscono le due cose sì. E si cerca la bellezza del creato, però che è anche bellezza della vita, bellezza, e anche fede, sentimento se vogliamo dire. Penso a quella bellissima citazione, dato che si parla di Mantorlo, sì. Penso a quella bellissima citazione di Nikos Kazantzakis, e la quercia chiese al Mantorlo parlami di Dio e il Mantorlo come risposta fiorì. Voglio dire, veramente. Sì. Però dico la poesia, sì. Non è che deve essere per forza sdolcinata e amorevole, può avere anche dei risvolti infatti le mie traggio, sì, infatti le diverse dei miei scritti sono così prosaici, fanno vedere queste immagini come fotografie, descrivono, ci sono queste immagini descritte, però poi c'è un cambio di registro anche nella seconda metà o alla fine, c'è anche qualcosa di tragico, di drammatico, è fatta pure di questo, la poesia, di malinconia, certo. A volte la sensibilità che noi leggiamo negli altri non è sensibilità solo del cuore dono, ma è specchio della sofferenza, può essere anche questo, da questo è dettata la poesia. Leopardi, insomma. Io per esempio questo premio è stato inaspettato perché precedentemente al concorso Alessio Di Giovanni, che è uno dei più importanti della nostra provincia, ho vinto anche lì il primo premio con una poesia dedicata a mia mamma che è scomparsa 10 mesi fa. Anche degli aspetti un po' particolari. E lì sono finite le cose che ho sentito invece al di là della Valle dei Templi, ed è stato bellissimo per me non arrivare primo o anche qui, è bellissimo soprattutto per me condividere l'emozione con gli altri, perché la poesia è un processo di liberazione che da dentro nasce dal cuore per arrivare agli altri. Questo sentire è molto importante nella condivisione, specialmente perché in questo scambio
scambio di emozioni, come come per la critica d'arte, c'è uno scambio di anime, è un messaggio che da me si veicola agli altri. Io spero che questo contributo, dare ancora questo contributo, farlo sentire agli altri. E sicuramente arricchisce anche il tuo interlocutore. Sì, Bene, certe volte mi vengono dei dubbi, no? Quando poi vedo l'orario, che siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra ora, e penso, dico, ma ho fatto dire tutto ai miei ospiti, c'era qualcosa che magari loro volevano dire e io non ho chiesto, e allora rubo ogni tanto un qualcosa a Mazzullo, no? E vi dico, fatevi una domanda e ditevi una risposta, 30 secondi per dire quello che non ho chiesto. Benissimo, io posso dire che il prossimo nostro progetto dell'Unicef è un'orchidea. Ferma che la facciamo vedere alla telecamera, così, ecco, bene. L'orchidea che avverrà 30-31 marzo 2019 ed è un progetto per la vita di un bambino. Ogni orchidea dà la vita a un bambino. Perfetto. Paolo, volevi dire qualcosa in più rispetto alle cose che abbiamo detto? La notizia di stamattina è importante perché ovvero? Non c'è più all'ENAC a presiederla questa grandissima e importante che è quella degli aeroporti, non c'è più Vito Riggio, c'è un certo Mazzeo. Non essendoci più Vito Riggio, io sono ottimista che qualche cosa nascerà, perché non essendo palermitano e non abbia interessi specifici per Palermo e Catania, possa ad esempio nascere l'aeroporto, anche perché il progetto è stato pagato 1.100.000 euro. Quindi già ce l'abbiamo il progetto. E della Caponnetto, vuoi dire qualcosa in più? Due piccole cose. Intanto che domenica ho vinto il trofeo di Irene Grenci, che è la zia di mio marito. Sì, è intitolato a lei quel trofeo femminile. Sì, il maschile invece del professore Careffa, mi sembra, vero? Sì, ecco, bene. Di questo ne sono molto fiera, sono molto contenta. E poi un piccolo, diciamo, appunto, chissà. A me? No. Le istituzioni, ecco. diciamo, a chi dovere, per riprendere lo stadio di atletica di Villa Seta, perché è chiuso già da troppo tempo. Da troppo tempo. Carmelo Craparo. Niente, io volevo continuare. Poi ci sono i saluti, Sì. Non fate adesso i saluti, Sì. Perché dopo dobbiamo fare ancora i saluti, perché abbiamo un altro video da proporvi. Io volevo dire che Agrigento non è solo Valle dei Templi, non dobbiamo ricordarlo, esaltarla solo in questa settimana del Mandorlo, ma tutto l'anno, e ricordarci anche che abbiamo un bellissimo centro storico dove c'è tanta bellezza nascosta da scoprire, tante pagine di storia da vedere, da trasmettere agli altri con i nostri mezzi, con i nostri modi e con il nostro dono, cioè cercare sempre queste emozioni e di far vivere la bellezza agli altri che ci stanno vicino, perché bellezza è anche fonte di felicità. Sì, il partito sarà impegnato prossimamente nelle elezioni amministrative nei comuni dove si terrà il voto, e poi prossimamente anche in quelle europee, che saranno il vero banco di prova per il nuovo partito che verrà disegnato dal Bene, noi abbiamo anche ancora il tempo di farvi così un mix per quanto riguarda la giornata che è stata una delle giornate del Mandorlo in Fiore, che racchiude un po' queste che sono tantissime iniziative. Il direttore Parello diceva che ci sono 60 circa manifestazioni all'interno del 74esimo Mandorlo in Fiore, e voi invece dopo il video vi preparate per i saluti, perché Target non si saluta col dire grazie, arrivederci e buonasera, no, dovete farlo, non lo so, con una citazione, una frase, un qualcosa che caratterizza anche il vostro essere e il vostro impegno. Vai Piero con questa clip sul Mandorlo in Fiore. '74esimo Festival del Mandorlo in Fiore.
città di Rudolstadt e del gruppo della Germania. Bravi, bravi, bravi. 74esimo Festival del Mandorlo in Fiore. Era questa una breve sintesi di quello che è successo lunedì scorso. Bene, siamo ai saluti, come dicevamo, di questa puntata che spero vi abbia trasmesso delle notizie, delle cose che sono state interessanti e che voi avete sicuramente seguito qui su TVA. Passiamo subito ai saluti. Grazie per la presenza e per la partecipazione a Eleonora Mortellaro, esponente del Partito Democratico di Agrigento. Grazie per avermi invitato. Vorrei salutare, oltre ai miei compagni di questa avventura, anche il pubblico e fare un invito, soprattutto ai giovani che vogliono impegnarsi in politica. Possono farlo e possono, qualora volessero avvicinarsi al Partito Democratico, attraverso un contenitore dedicato a loro, che sono i giovani democratici, e vorrei dire loro che l'impegno e la coerenza nel tempo premia sempre. Bene, grazie. Ancora molto più stretto il saluto di Carmelo Capraro, poeta, fotografo e professore. Grazie al direttore per avermi invitato in questa bella trasmissione, sono felice di condividere il mio messaggio anche da qui. Si chiedeva una breve citazione, io ne ho annotata una velocissima: l'arte è bellezza, la bellezza è passione, la passione è amore e l'amore vince tutto. Viviamo la poesia della nostra terra, ciascuno con il suo dono, condividendone l'emozione con tutti gli altri. Grazie a Edna Caponnetto, maratoneta vincitrice della mezza maratona della Concordia della Valle dei Templi. Vi ringrazio per avermi invitata e il mio motto è quello di non mollare mai. Vi saluto. Chi volesse, tutte le ragazze che volessero partecipare alle nostre manifestazioni, basta contattare i dirigenti del gruppo Valle dei Templi. Grazie a Paolo Cilona, operatore culturale e non solo. Tutti uniti per il cambiamento del nostro territorio, perché possa essere sempre al centro di ogni dibattito. Grazie a Lilli Bruna, presidente della delegazione Unicef di Agrigento. Io dico, siate sempre solidali e date, perché l'Unicef ogni cosa data, in pratica c'è un bambino che vive. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci, e buon mandorlo a tutti. Benissimo.